Eccoci con Roberto Berti, vice sindaco del comune di Zanè, nonché assessore allo sport del comune vicentino. Sì, devo dire, innanzitutto voglio ringraziare la federazione e chi ha organizzato questa giornata. Quando ci è stato chiesto di patrocinare questa iniziativa siamo stati subito disponibili perché premiamo a portare avanti quello che è l'attività sportiva in generale, la pallavolo, ma non solo la pallavolo. In questa struttura ospitiamo diverse attività. C'è il calcio a 5 che quest'anno ha vinto anche il campionato e è passato in Serie A1 nazionale. Quindi da parte nostra c'è sempre la massima collaborazione quando ci sono delle iniziative che riguardano sia il settore giovanile che tutte le attività sportive. Tra l'altro in questo stesso palazzetto, oltre al calcio a 5 Vicenza, anche l'Olimpia Zanè ha conquistato la promozione in Serie B2 di pallavolo maschile. Certo, quest'anno è stato un anno eccezionale per la società Olimpia Zanè. Infatti oltre al campionato di Serie C hanno vinto anche la Coppa Veneto nella finale che si è disputata a San Bonifacio con la Juvenili a Padova, una partita che ha visto l'Olimpia praticamente dominare il 3-7 e vincere e portare a casa la Coppa Veneto, che è una grossa soddisfazione per la società ma anche per Zanè e per tutto il movimento della pallavolo del paese. Sono soddisfazioni sportive che si legano a doppio filo con comunque il comune di Zanè, perché il connubio tra società sportive e istituzioni è comunque molto forte. Certo, noi cerchiamo di agevolare, patrocinare ed aiutare tutte le associazioni presenti nel paese. Ricordo che oltre alla pallavolo e al calcio a 5 abbiamo il basket, il settore giovanile del basket, il mini basket, che conta circa 200 ragazzini che praticano questa attività. Abbiamo una società di skating, di pattinaggio, che si allenano qui, poi disputano i campionati regionali e anche i campionati nazionali. 15 giorni fa abbiamo avuto qui delle gare regionali dove si sono comportati veramente bene i ragazzi della nostra associazione. Quindi noi cerchiamo di appoggiare e portare avanti tutte le attività del paese. E oggi comunque 12 squadre provenienti da tutto il Veneto per questa giornata finale del 3x3 regionale. Sì, esatto, siamo molto soddisfatti, vedo che anche stanno proseguendo bene tutte le iniziative, tutte le partite e per noi è motivo di soddisfazione e penso che sicuramente appoggeremo anche in futuro, patrocineremo iniziative di questo genere. Allora ringraziamo Roberto e lo lasciamo andare a vedere anche le semifinali e le finali perché sono in corso di svolgimento le semifinali. Ok, grazie a voi.